Prima serie, due d'orso, ragazzi maschi si assegnano le medaglie, Salzano alla 4, Foglia alla 5, Griffante alla 3, Luci alla 6, questi 4 migliori crono di iscrizione. Subito un riferimento, il primo ai 50 metri arriva dalla quinta corsia di Gianmarco Foglia che passa in 30 e 21. Presentiamo la seconda serie assoluti. Giacomo Menapace, corsia 1, Ismaele Bonelli alla 2, Elia Raimondi in 3, Renato Castellan alla 4, Luigi Termine in 5, Davide Cavina alla 6, Marco Pizzolla alla 7, Giorgio Vanghieli alla 8. Quindi prossima virata è quella dei 100 metri, vediamo come cambia, se cambia la situazione rispetto al rilevamento precedente. 11 centesimi a separare Foglia da Salzano. I loro passaggi li leggete sul tabellone, noi vediamo i tratti intermedi, Foglia 33,09, Salzano 32,69, quindi ha guadagnato nel secondo tratto, Griffante 33,31. Ancora davvero molto vicini anche alla virata numero 6, 150 metri, Foglia 32,31, guadagna questa volta rispetto a Salzano che ha fatto 32,59, quindi Griffante stabile in terza posizione con 33,56. Si fa davvero interessante la lotta per la vittoria, sono ancora insieme quando mancano 15 metri e anche meno all'epilogo di questa prima serie. Foglia alla 5 che se ne va via e quindi a lui il successo. Gianmarco Foglia 2,5,97, Salzano Valerio 2,6,65, Tommaso Griffante terzo con 2,10,51.